Eccoci ritrovati in diretta alla pagina Born in FVG, progetto che mette in rete i corregionali in tutto il mondo grazie alla regione Friuli Venezia Giulia, un progetto che in questo periodo va anche a visitare virtualmente chi è nato in Friuli Venezia Giulia e si è trasferito in un altro paese per spiegare com'è la situazione di emergenza vissuta dai vari paesi. Oggi siamo a New York, siamo con Andrea Pedicini. Ciao Andrea. Ciao Nicole. Ti presento brevemente, tu sei di Pordenone, vivi da 10 anni a New York, lavori nell'ambito degli investimenti immobiliari e anche con una piccola parentesi in California prima di stabilirti nella Grande Mela. Oggi con te chiacchieriamo ovviamente sia della situazione di emergenza legata al Covid, ma anche un altro tipo di emergenza, insomma, che è quella legata alle proteste che abbiamo visto in questi giorni negli Stati Uniti. Come prima cosa, quindi, ti chiedo questi due fronti, in che fase siete per quanto riguarda l'emergenza Covid e dopo anche, insomma, quello che riguarda l'altro fronte caldo, se così possiamo chiamarlo. Le buone notizie per quanto riguarda il Covid sono due, che un paio di giorni per la prima volta la città di New York, anzi lo stato di New York, non ha registrato alcun morto per Covid ed è la prima volta da marzo. E la seconda notizia positiva è la fase 1 della riapertura che è partita oggi di fatto, che è una riapertura limitata, però è pur sempre riapertura. Per quanto riguarda invece le proteste si sono sicuramente calmate, quindi c'è molta meno violenza rispetto a una settimana fa, 2 weekend fa. 2 weekend fa abbiamo raggiunto l'apice, credo, della protesta violenta, mentre ormai da qualche giorno assistiamo a proteste assolutamente pacifiche, proteste che mi permetto di dire sono assolutamente sacrosante e mi trovano del tutto d'accordo. Senti Andrea, voi avete vissuto, mi dicevi poco prima che ci collegassimo in diretta, una situazione di lockdown molto diversa dall'Italia, anche se in questo momento, per esempio da voi, negozi, bar, ristoranti sono ancora chiusi al pubblico. Voi però durante quella fase più di contagi più evidente potevate comunque uscire, a differenza ad esempio di noi che eravamo qui chiusi in casa. C'è stato un diverso approccio all'emergenza. Molto diverso, molto più civile, direi. Noi non siamo stati costretti in casa come voi in Italia, non siamo stati costretti a esibire un'autocertificazione quando uscivamo di casa. Qui di fatto il deterrente è stato chiudere tutto subito, quindi uffici, negozi, ristoranti, lasciando comunque la possibilità ai cittadini di New York di uscire per una passeggiata, che io ho sempre trovato una cosa assolutamente ragionevole, soprattutto se fatta tenendo conto di tutte le misure di prevenzione, la mascherina, la distanza, ci sta. Però insomma non siamo mai stati costretti a casa in questi 2 mesi e mezzo, quasi 3 di lockdown. Adesso mi dicevi che potete uscire insomma tranquillamente, però non c'è molto da fare, tra virgolette, fuori, cioè molti settori sono ancora comunque chiusi aspettando di ripartire con determinate misure, come sarà successo anche qui, insomma. Esatto, qui i ristoranti, una buona parte dei ristoranti, come è successo in molti altri posti, si è adoperata per effettuare delivery o takeaway. I negozi riaprono oggi, ma è una riapertura molto limitata, non c'è la possibilità di entrare nei negozi. Li riaprono solo ed esclusivamente per consentire il ritiro della merce che puoi ordinare online. Ripartono le costruzioni oggi e tra 2 settimane, secondo me, cominceremo a vedere, se tutto va bene, una situazione decisamente più normale con la fase 2, dove, ripeto, in teoria i ristoranti dovrebbero cominciare a riaprire. Io stesso dovrei ricominciare a lavorare, visto che il real estate rientra nella fase 2, e quindi ci auguriamo che non ci siano intoppi di arrivare alla fase 2 il prima possibile. Senti, in questo periodo la mascherina, che anche questo i paesi abbiamo visto un uso completamente diverso. Noi abbiamo avuto un obbligo a fasi che adesso si è un po' aperto per Friuli Venezia Giulia, l'aperto non la portiamo più all'esterno.
Da voi è stata imposto, cioè era un obbligo comunque quando si usciva da casa, o veniva suggerita, consigliata, e in questo momento la utilizzate ancora? Allora, è sempre stata suggerita, raccomandata, non c'è mai stato un obbligo effettivo di indossare la mascherina. Io non ho visto e non ho sentito di casi in cui soggetti senza mascherina siano stati fermati e multati, ad esempio. Però devo dirti la verità che è difficile vedere qualcuno senza mascherina, soprattutto in luoghi pubblici, quando vai a fare la spesa, insomma, nonostante l'obbligo non sia effettivo. A parte il fatto che lì sono, sai, i supermercati stessi che obbligano ad indossare la mascherina, ma tendenzialmente non ho visto nessuno opporsi a questa misura. Ti faccio una domanda che interessa anche molti italiani, molte persone del Friuli Venezia Giulia, perché New York ovviamente, oltre ad essere la tua casa adesso, è anche la meta di tante vacanze, di chi ci va per lavoro, di chi comunque va pianificato anche una vacanza. Lo sguardo è sempre quello dei voli, no? Gli spostamenti, come si può aprire un po' quel mercato lì. Da quello che sai, che ci puoi raccontare, c'è qualche speranza di riapertura? Immagino anche per voi che siete all'estero, che avete anche la voglia di tornare un po' a casa ogni tanto. Sicuramente, appunto, io sono tra quelli che vorrebbe fare un salto in Italia, visto che manco da un anno ormai. Al momento i voli sono pochissimi, quindi è estremamente difficile oggi organizzarsi per rientrare in Italia. Mi dicono che da inizio luglio dovrebbe essere un po' più facile. Anche qui auguriamoci che vada tutto per il verso giusto e che non ci siano intoppi da qui a fine mese, in modo tale da poter procedere anche con le nostre riaperture. Bisognerà capire quale approccio adotterà l'Europa nei confronti di chi proviene dagli Stati Uniti. Al momento sembrerebbe scongiurata la possibilità di dover fare le 2 settimane di quarantena. Mi auguro che sia così, perché altrimenti diventerebbe anche difficile rientrare, insomma. Senti, una curiosità che avevo quando c'è stata la fase più acuta del Covid a New York, in Italia siamo stati un po' bombardati da queste immagini che facevano un po' insomma, impressione di queste fosse comuni, ad esempio, o comunque di un contagio veramente molto forte a New York, che ovviamente, essendo una metropoli molto grande, aveva anche dei numeri rapportati alla popolazione. Effettivamente il messaggio che arrivava all'Italia, queste informazioni erano corrette, o forse a noi sembravano un po' spaventose? Secondo il tuo punto di vista erano corrette, erano un po' esagerate? Ma c'è una differenza tra le informazioni e il modo in cui le informazioni vengono riportate. Nel senso che verosimilmente le informazioni che venivano riportate erano corrette da un punto di vista attuale. Poi sappiamo che troppo spesso tutto quello che riguarda New York viene ingigantito. Questo non vuol dire che la situazione a New York non fosse grave, non fosse seria, lo è stata sicuramente. Penso al pari della situazione della Lombardia, ad esempio. Era inevitabile che fosse così, tant'è che, come ti dicevo prima, prima che partisse la diretta, io ho avuto l'intuizione che anche qui il Covid sarebbe arrivato esattamente con gli stessi effetti visti in Italia qualche settimana prima. Quindi io, mia moglie e mio figlio abbiamo iniziato il nostro lockdown personale un po' prima, quindi abbiamo evitato di uscire almeno un paio di settimane prima rispetto poi alla data ufficiale. Quindi ti ripeto, c'è questa tendenza sempre a esagerare, anche il discorso delle fosse comuni. È una pratica, ahimè, comune, scusa il gioco di parole, però qui, essendoci una popolazione di homeless piuttosto consistente, anche prima del Covid venivano utilizzate quelle zone per la sepoltura di persone che non hanno la famiglia che viene a reclamare, Certo. che organizza il funerale. Quindi ti ripeto, le informazioni sono state ingigantite, però la situazione è stata sicuramente grave. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, secondo me, perché tutto sommato la curva si è ridotta significativamente
anche prima rispetto a quello che è successo in Italia, sto parlando di New York, Certo, sì, sì. ha chiaramente adottato politiche diverse. Io ti parlo dello Stato di New York. Qui secondo me è stato fatto un buon lavoro. Senti Andrea, facciamo un passo indietro. Noi parlando di corregionali chiediamo anche un po', no, a livello personale qualche informazione. L'ho detto all'inizio, tu vivi da 10 anni a New York, da Pordenone, questo grande salto. Come mai insomma, guardando un po' al passato, avevi deciso di lasciare l'Italia, e se New York poi insomma ti soddisfa, hai trovato quello che effettivamente cercavi per la tua carriera, per la tua vita personale? Allora, io dico sempre che la mia non è stata una fuga dall'Italia. Io penso, permettimi questa parentesi, io penso che il nostro sia un paese meraviglioso, lo dico a maggior ragione dopo aver vissuto 10 anni fuori. Siamo un paese che ha purtroppo tanti limiti, ma siamo un paese meraviglioso che ha un potenziale enorme, e ci tengo a dirlo questo. E a sottolineare che la mia non è stata una fuga. Quando io sono venuto a New York l'ho fatto perché nel contesto della mia esperienza lavorativa, del mio percorso lavorativo, ho pensato che mi servisse fare un'esperienza all'estero. Quindi sono partito con quello spirito. Non sono necessariamente partito con lo spirito di restare a New York 10 anni. È successo perché arrivato a New York mi sono trovato bene, il lavoro funziona, nel frattempo mi sono pure sposato, ho fatto un figlio, quindi diciamo che ho messo radici a New York. Questo non vuol dire che io debba restare a New York in eterno, e anzi tenderei ad escludere questa possibilità, però questi 10 anni sono stati fantastici, non c'è dubbio che questa è stata una bellissima esperienza sia dal punto di vista personale che da quello professionale. Senti Andrea, tanti ragazzi che guardano queste interviste o leggono anche le vostre storie che riportiamo sul sito Born in FVG, vi prendono anche un po' come esempio, comunque tante volte vorrebbero capire se fare o no anche un'esperienza, come dici tu, a tempo magari all'estero. Tu che consigli daresti a un ragazzo che magari adesso ha finito gli studi, si sta un po' guardando in giro, magari non ha mai affrontato un'esperienza anche da solo, lontano dalla sua città o anche lontano dal paese? Il consiglio è quello di essere intraprendenti, che mi rendo conto essere un consiglio un po' vago, ma spiego meglio e adatto questo consiglio al contesto americano. Non è facile spostarsi negli Stati Uniti per lavoro, perché serve un visto, ottenere un visto non è semplice, non era semplice prima e ancora meno semplice oggi, di fatto, con questa amministrazione, con l'amministrazione Trump, e bisogna necessariamente partire da questo presupposto. È vero che ci sono tanti che partono all'arrembaggio e, sai, si inventano dei lavori, e va benissimo. Diciamo che non mi sento di spingere su quel tipo di soluzioni, diciamo che mi sento di spingere su soluzioni un po' più istituzionali, che significa fare un percorso di studi e di lavoro coerente per poter poi eventualmente costruire qualcosa qui negli Stati Uniti. Ci sono ad esempio dei programmi di studio che consentono poi un'esperienza lavorativa negli Stati Uniti, che è quello che io di solito consiglio a chi ha finito l'università o magari iniziato a lavorare da 1 o 2 anni, provare a fare quel percorso, un percorso di studi, e poi sfruttare il cosiddetto OPT per restare negli Stati Uniti fino a 18 mesi, se non ricordo male. E quello consente di inserirsi nel mondo del lavoro, ed è diciamo, la via più sicura per inserirsi in questo mondo New York. Beh, diciamo insomma anche chi ha la curiosità, e ci seguono anche tanti ragazzi che ci scrivono, che guardano appunto gli Stati Uniti, hai dato dei consigli sicuramente preziosi. Io ti ringrazio Andrea per questo tempo speso insieme, per averci raccontato la situazione attuale, ma anche un po' della tua vita, grazie. Grazie a te Nicole, un abbraccio a te e a chiunque guarderà questa intervista. E noi ti aspettiamo di nuovo in Friuli Venezia Giulia. Volentieri. A presto, ciao Andrea. Ciao.